Anche oggi, giorno della Befana, tradizione rispettata in pediatria. Al monoblocco dell'ospedale del Ponte si sono presentati i vigili del fuoco per consegnare, in rispetto massimo della normativa anti-Covid, le calze, un centinaio in tutto, destinate ai piccoli ricoverati del Ponte. Le calze sono state quindi lasciate al pian terreno, mentre la Befana storica dei pompieri, al secolo Roberto Marangoni, travestito da la classica vecchietta, ha fatto la sua comparsa all'ultimo piano del monoblocco, usando l'autoscala dei vigili del fuoco, che serve nei casi di incidente o di incendio e che questa volta ha portato un sorriso e un momento di gioia ai bambini.